Torna Giocattoli in Movimento, l'iniziativa dei pentastellati che insegna ai più piccoli il valore del dono e anche quello del riuso. Appuntamento il 3 gennaio nelle piazze di Udine, Pordenone e Trieste. Insegnare ai più piccoli il valore del dono e del riuso attraverso lo scambio dei giochi. È Giocattoli in Movimento, l'iniziativa del Movimento 5 Stelle che anche nel 2026 ritornerà nelle piazze delle città del Friuli Venezia Giulia. È un evento solidale del Movimento 5 Stelle ormai strutturato, perché sono anni che scendiamo nelle piazze italiane proprio per consentire alle cittadine e ai cittadini di portare dei giochi che non vengono utilizzati, quindi per rendere felici i bambini che purtroppo non ne hanno. La regola è semplice, bisogna portare 2 giochi, se ne può prendere uno in cambio, ed è ispirato a dei principi fondamentali, ovvero l'altruismo, perché comunque i bambini devono privarsi di alcuni dei loro giochi per donarli ad altri bambini, e riuso e riciclo, quindi per sviluppare un'economia sostenibile e circolare. Chiediamo alle famiglie di venire ai nostri banchetti, di portare quanti più giochi possibili per rendere felici i bambini meno fortunati. L'appuntamento è per sabato 3 gennaio. Saremo a Udine dalle 10 alle 17 in piazza Matteotti, piazza San Giacomo per gli udinesi, e parteciperemo anche in altre piazze della nostra regione, Pordenone in piazza Cavour e Largo Barriera a Trieste, mentre il 6 gennaio saremo a Gradisca di Sonzo in piazza Unità d'Italia.